A Catania un uomo di 59 anni pregiudicato è stato arrestato per aver aggredito la sua ex moglie di 53 anni con un taglierino. Verso l'1:30 di notte alcuni residenti hanno allertato i carabinieri dopo aver sentito le urla della donna dal balcone. L'uomo si sarebbe arrampicato fino al secondo piano sfruttando il motore del climatizzatore per poi minacciare e ferire la donna, puntandole l'arma alla gola e colpendola più volte. Non sarebbe la prima aggressione subita dalla vittima. Il 59enne è stato rintracciato poco dopo nelle vicinanze e trovato in possesso del taglierino. È stato arrestato e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento, gli è stato applicato il braccialetto elettronico.